Alberto Villanova, Pieve di Soligo, scende letteralmente in campo per questa nuova sfida. Qual è la vostra visione come regione e sostegno che vorrete dare? Ma ogni investimento che si fa sulla cultura, e specialmente in un territorio baciato dalla fortuna come questo, con il riconoscimento UNESCO, è qualcosa che non può che trovare l'appoggio della regione. Perché investire nella cultura vuol dire investire nel futuro di questo territorio, e vediamo come Pieve, insieme ai comuni della zona UNESCO, in questi mesi, in questi anni abbiano spinto tanto per la promozione territoriale. Vediamo oggi proprio questa promozione come città italiana della cultura, ma l'abbiamo visto con lo sport, con l'enogastronomia, lo vediamo quotidianamente con tanto impegno da parte di tutte le amministrazioni di questo territorio. Quindi la regione non può che essere al fianco di questi comuni, non può essere al fianco di Pieve, una delle due città venete che si candidano a capitale italiana, e ovviamente con un occhio di riguardo per questa magnifica città.